noi la chiusura del reparto, lo spostamento del reparto di oncologia a Frascati. Non si può fare speculazione sulla salute, non si deve fare speculazione politica sulle sofferenze gravissime. Ma io mi domando, ma come è stato possibile che la nostra amministrazione si sia, dal punto di vista politico, arresa allo spostamento del reparto di oncologia dove? In una grande realtà, in un grande polo ospedaliero, no, a Marino, dove l'ospedale di Marino non ha tutta quella serie di servizi necessari all'oncologia, che sono la cardiologia, che saranno la gastroenterologia, che saranno di altro genere, ma è anche questo un ospedale sostanzialmente con un pronto soccorso e credo pochi altri reparti. E noi facciamo questa ambaradama per spostare un servizio così delicato, così importante come oncologia, nel tempo in cui purtroppo questa malattia è una malattia che cresce e purtroppo si diffonde, diciamo così, diventando effettivamente una pandemia, diventando qualche cosa che purtroppo tutti noi viviamo all'ordine del giorno nelle nostre famiglie. Ecco, io credo che su queste battaglie si caratterizzi un contributo politico e si deve caratterizzare il contributo politico fuori dalla campagna elettorale. Noi ci abbiamo provato, abbiamo raggiunto dei risultati anche belli, grazie a alcuni di voi, molti di voi che ci hanno sostenuto, perché abbiamo raggiunto dei risultati, direi, notevoli, ma il problema non è il nostro risultato oggi, il problema è il risultato della città e dove va Frascati. Frascati chiude il tribunale perché chiudono in generale le sezioni distaccate, perde dei reparti dal punto di vista dell'ospedale, soffre una decrescita economica, è sempre più indistinta rispetto a Roma, diventa sempre più un luogo in cui si viene a dormire per poi fare altre cose, soprattutto i più giovani da altre parti, è invecchiata dal punto di vista economico, non solo demografico, è una città che ha bisogno di una fortissima scossa. Allora noi vi invitiamo a ragionare su questi aspetti e a mettere insieme le forze per creare una rete che attraverso le persone che rappresentano le periferie, anche quelle che la pensano diversamente da noi, per dar ragione a quel signore che mi diceva prima qualcosa sui simboli, quelle che la pensano diversamente da noi, quelle che non hanno le stesse idee politiche, quelle che forse ci voterebbero come persone ma non ci voterebbero come simboli, di poter venire qua, ragionare insieme, fare delle cose insieme, proporre delle cose insieme. C'è un problema grosso che riguarda le nostre comunità e se noi questo non lo affrontiamo in maniera unitaria, se noi non ci spogliamo dei simboli, anche delle appartenenze e anche delle poltroncine che ci danno o che hanno alcuni sul livello locale, se non cominciamo a pensare che la politica sul livello locale è servizio, noi non otterremo quei risultati, grandi risultati che dobbiamo ottenere. Guardate, io credo che ci siano, e vado a chiudere, c'è un intervento subito di Morlupi sulla situazione in macchia dello Stepparo, credo sia interessante, poi riprenderemo il filo degli altri interventi, parleremo di tassazione locale più approfonditamente con Fortini, di urbanistica, con Squittieri, Gino Mancini ci dirà la sua, soprattutto penso sul tema della sicurezza. Ma guardate, io credo che bisogna ripartire da un rapporto fra il territorio e l'amministrazione. Quindi c'è una prima cosa da fare, rimettere in piedi un sistema di comitati di quartiere operativo nel nostro territorio e presentare anche una regolamentazione di comitati di quartiere e presentare un rapporto, discutere di un rapporto, creare, ricreare un rapporto fra l'amministrazione e i comitati di quartiere. Immaginate questo aspetto, voglio chiudere su questo aspetto. La giunta Spalletta si caratterizza per un paio di cose che mi hanno colpito da subito negativamente nell'attribuzione della delega. Non c'era una delega a un assessore, c'era un consigliere sull'agricoltura, in un comune come Frascati, non avere una delega all'agricoltura a un assessore, ce l'ha un consigliere, bravissimo, capacissimo, ma ce l'ha un consigliere, non c'è un assessore, e io non ho visto una delega alle periferie. Per anni c'era stata una delega alle periferie, ricordo Roberto Angelantoni che per esempio, ecco, vede, da prospettive politiche diverse, completamente diverse dalle nostre, era con noi nel 2009, nel 2014 ha fatto altre scelte, ma rispettabilmente. Bisogna reintrodurre immediatamente una delega alle periferie. Io voglio sapere all'interno della giunta chi ha la responsabilità delle periferie. E non mi posso rivolgere a un sindaco che ha una serie di responsabilità apicali, peraltro secondo me politicamente anche piuttosto evanescente e poco presente, ma lasciamo stare questo aspetto perché sembra una critica personale, io non faccio questioni personali. Penso che c'è bisogno di nuovo di un assessore alle periferie, non sarò io, non sarà la nostra parte politica perché noi non governiamo, ma noi stiamo proponendo alla maggioranza di ricreare l'assessorato alle periferie. Credo che sia una cosa importante e da cui bisogna ripartire.
Vi ho messo insieme nel piatto troppe cose, me ne rendo conto, sono flash, ovviamente sono ragionamenti, però vi ho anche detto la verità, su ognuno di questi noi potremmo stare qui tutto il giorno. Per trattare le questioni meglio credo che gli interventi tematici che seguiranno potranno essere utili, e penso che ciascuno di voi, se vuole, può contribuire con domande o alzarsi e fare un intervento come farà Morlupi, Costantini, Paglialonga se vuole, chiunque vuole, e dire la propria. Qui il tema è non creare una contrapposizione frontale su questi temi amministrativi con la maggioranza, perché non serve, ma semplicemente proporre e risolvere tutte le cose che in 20 anni non si sono risolte. Grazie.